La seconda corsa dall'Arcoveggio è una prova per cavalli di 3 anni, non vincitori di 1.500 euro nella carriera. C'è una netta favorita in Elodie Cage Horse, la figlia di Love You e Francisca Cage, mamma sicuramente importante che ha dato tutti i buoni cavalli. Si è distinta con un buon secondo posto al debutto. Trova sulla sua strada lo stimato Ermete di Poggio, figlio di Father Patrick e Wee di Poggio, sempre squalificato nelle sue uscite in carriera, anche se l'ultimo è stato sfortunato a Follonica, agganciato ad imboccare l'ultima curva da dietro quando era terzo allo steccato. Emma Point e Hermes Gar, i terzi incomodi. Emma Point che ha solo una prova di debutto con un nulla di fatto, una cala che però è svelta al via, potrebbe prendere subito una posizione. Hermes Gar, cavallo regolare, anche se in errore nell'ultima uscita, proprio qui sulla pista. Tra gli altri tutte sorprese, buona l'ultima falsa partenza di Eddie di Girifalco con Edoardo Baldi, figlio di Pine Chip Iduna November, che è un cavallo che sicuramente deve ancora maturare. Si va in partenza, l'autostart che inizia a muoversi, 1 Eddie di Girifalco Edoardo Baldi, 2 Ellie Step Francesco Virzì, 3 Ermete di Poggio Massimo Barbini, 4 Elodie Cage Horse Roberto Vecchione, 5 Emma Point Manuel Pistone, 6 Evita Nobel Lorenzo Baldi. In seconda fila 7 Ernestina Ralma, Leo Capanna, 8 Eiolo Vittorio Viti, 9 Eden Stella VP dell'Annunziata, 10 Hermes Gar Antonio Greppi, 11 Electra Lam Natale Centura. Autostart che inizia a muoversi, qualche difficoltà in fase di allineamento per Eden Stella, macchina che accelera ulteriormente. L'errore di Eddie di Girifalco. Partiti. Molto veloce dal largo Emma Point che cerca di scavalcare Ermete di Poggio, ma all'imbocco della prima curva non ci riesce. Si ritrae allora in corda in terza posizione Manuel Pistone, passa Ermete di Poggio nei confronti di Ellie Step, Emma Point è terza, quarta la favorita Elodie Cage Horse che precede Electra Lam, partita molto bene dalla seconda fila e già quinta allo steccato. 14,8 la spesa di Ermete di Poggio per andare al comando. E adesso il battistrada prosegue in chiara evidenza, 36 per i primi 400 metri, Ellie Step in seconda posizione, in terza Emma Point, in quarta Elodie Cage Horse, Electra Lam. Poi la risalita esterna da parte di Evita Nobel, numero che se l'era presa 8 comoda. Eiolo squalificato. 46,9 per i primi 600 metri di corsa, tutto sommato tranquilli per il leader Ermete di Poggio, che vede arrivare all'esterno con decisione la sagoma della favorita Elodie Cage Horse. 1, 2, 3 per il primo giro di gara, con Elodie Cage Horse che cerca di portarsi su Ermete di Poggio che accelera. Numero 9 Eden Stella squalificato. Che se ne va in 1,17,1, Ermete di Poggio in vantaggio, Elodie Cage Horse in seconda posizione. Emma Point che sposta dalla quarta posizione per cercare di scavalcare Ellie Step, intanto Ermete di Poggio allunga e guadagna un paio di lunghezze nei confronti di Elodie Cage Horse, c'è 14,8 la retta di là. E in vantaggio Ermete di Poggio, Elodie Cage Horse che cerca di riorganizzarsi e tornare addosso al battistrada che cerca la fuga quando siamo a 250 metri dalla conclusione, situazione ancora tutta da giocare, 15-2 la piegata, Ermete di Poggio in vantaggio, Elodie Cage Horse che non ha la forza di uscire dalla scia, Ermete di Poggio che nel finale si distacca e viene a vincere netto. Al secondo posto Elodie Cage Horse, al terzo finisce ancora Ellie Step. 29,7 ad arrivare dopo un 29,6, c'è un 59,3 per gli ultimi 800 metri sufficienti per tenere a distanza Elodie Cage Horse e Ermete di Poggio Massimo Barbini all'Ene guida per la scuderia Mistero. Father Patrick e Wee di Poggio, la genealogia assolutamente di primissimo livello per questo giovane soggetto che al quarto tentativo in carriera finisce il percorso di trotto e vince nei confronti di Elodie Cage Horse che è seconda, al terzo posto Ellie Step.